Buon pomeriggio signori e signori, io sono Lord Perso e benvenuti su Round 2 Total War moddato con la Divided Impera, giocato in modalità storica. Oggi una puntata un po' particolare perché voglio introdurvi una terza fase di questo grande progetto che è Roma. E questa terza fase è una fase in cui le famiglie romane, in cui i politici nel Senato di Roma iniziano a essere scontenti fra di loro. Perché scontenti, direte voi? Beh, è semplice. Roma non è più la potenza che era qualche decennio fa. Siamo nel 1999 avanti Cristo, in pieno inverno, e Roma ha appena subito due pesanti sconfitte nelle regioni della Siria e abbiamo dei punti scoperti della nostra Repubblica. Per esempio, sul fronte nord abbiamo solo queste due legioni a proteggere tutto il confine. E quindi un'eventuale entrata da parte dei nemici potrebbe effettivamente mettere in serio pericolo tutta la parte occidentale romana. Ma non solo. Ma non solo. Abbiamo in corso la guerra elleno-anatolica, che ora è diventata solo anatolica. È vero, la stiamo vincendo, ma a che prezzo? Moltissimi generali e molti uomini sono stati sconfitti anche recentemente, ma non solo, e molte famiglie si sono lamentate. Ricordiamo che a capo di ogni legione c'è un membro della famiglia che vuole ascendere al potere romano. E quindi io vi dico, quando le campagne vanno bene, a Roma si sta bene, ma quando le campagne vanno male? Perché è vero, adesso la guerra la stiamo vincendo per ora, però non siamo così in sicurezza. Quanti uomini sono impiegati in quelle zone? Quanto denaro va in quelle zone per sovvenzionare la campagna? E quante risorse riusciamo a far tornare a Roma con queste campagne? Beh, forse, il gioco non ne vale più la candela. Forse qualcuno a Roma vorrebbe una Roma più incisiva. Eppure non è qualcosa che si può realizzare in breve tempo. Ci vorrebbe effettivamente un'autorità che decida più velocemente del Senato. Perché il Senato alla fine è tutto un insieme di accordi, è tutto un magna magna. Si discute, si valuta questo conviene a me, questo conviene a te, questo mi fa comodo a me e alla fine voto. E allora io dico, e se ci fosse qualcuno che vorrebbe un sistema più efficiente, che dà gli ordini e gli ordini vengono presi e impartiti e dagli ordini poi si passa ai fatti, le campagne non sarebbero più veloci, le conquiste non sarebbero più facili? Io non dico che è qualcosa che si realizzerà adesso, ma io dico che qualcuno ci sta pensando. Ed eccoci qua signori, tornati su Gerusalemme, nella parte nord di Gerusalemme, un territorio veramente conteso, dove questo esercito maledetto, la casta di Horus, ha massacrato, o meglio, ci ha tenuto una bella imboscata e ci ha mandato probabilmente dei pirati fuori dalle nostre città di Tyros. E quindi siamo in una situazione un po' così, un po' d'impasse. Non solo, la legione prima italica sta continuando a subire tra l'altro delle perdite, è in continuo depauperamento di uomini, come la legione XVI libica e la legione quinta liberatrix, che adesso da grandi legioni che erano quando sono partite da Alessandria e hanno fatto poi tutta la traversata fino a Tyros, fino a prendere Palmira, che è un po' la città simbolo di Pergamon, ora si ritrovano in una situazione veramente disastrata. Come non bastasse, in Africa è in atto una ribellione che potrebbe essere prontamente
sedata da una nuova legione che è stata creata, ovvero la 17ª Fraternis, che potrebbe sedare la rivolta. Una rivolta che potrebbe essere abbastanza grossa da mettere in problematiche, cioè da darci problematiche in Africa. A nord invece si gela di freddo, un freddo pungente che ti penetra nei corpi, nelle carni. Treverorum, città che è appena stata conquistata, città dei cavalli. Abbiamo fatto un bel raid, si potrebbe dire punitivo, contro Treverorum, che ci aveva dichiarato guerra ormai un bel po' di anni fa e che ci tentava sempre comunque di attaccarci. Ora stiamo cercando di romanizzare la provincia, ma è estremamente difficile. Siamo nel cuore delle Gallie e le opposizioni da parte della popolazione sono assai elevate. Non solo, ma questa legione dovrà cercare di tenere tutto il confine, perché la legione 11ª Augusta, richiamata dai nostri politici, deve tornare indietro per andare a scacciare assolutamente Noreia, perché abbiamo sentito che i Norici, eccoli qua, avrebbero intenzione di attaccare Patavium e poi di scendere e andare a fare il sacco di Roma, e noi questo non possiamo permetterlo. I senatori hanno paura di questo, perciò hanno richiamato la legione 11ª Augusta, l'hanno richiamata insieme alla legione nona Rapax per andare a prendere Noreia e dichiarare guerra a Noreia e spingere ancora più in là questi barbari. Galli anche loro, tra l'altro. E questi sono i confini. Non pochi territori. Non pochi territori. Come vedete, mal ci sopportano. Tra l'altro ricordiamo che questa tribù ai tempi molto indietro, l'abbiamo creata noi. Era una nostra tribù di supporto. Una volta supportavano Roma. E poi, beh, le cose sono cambiate. Ma ecco che la legione 11ª Augusta esce dal Besonto. Esce e si dirige, nonostante il freddo, nonostante comunque un clima abbastanza, come si potrebbe dire, proibitivo, si dirige a malincuore verso Coria, la piccola città di Coria, che poi la porterà, scusate, a Kelmi. Cosa riuscirà a fare Roma Nord? E a sud ragazzi siamo in una situazione di vantaggio per ora, ma abbiamo ben una legione, questa, la legione 10ª africana, che anche lei subì notevoli sconfitte in questa campagna. Se avete seguito le puntate lo ricorderete. Una sconfitta totale, tra l'altro, da parte della 10ª. E la legione 7ª Concordialis, anch'essa bloccata dal non poter lasciare Side in mano ai nemici. Cosa deciderà Roma? Volendo, Roma potrebbe anche decidere di attaccare, tra l'altro, Tarsus, perché comunque è vero, abbiamo una flotta qui molto potente, i figli del Nilo, che però non potrebbero occupare la città di Side, al massimo saccheggiarla. Vale la candela? Tra l'altro i figli di Tiche, seguiti dall'orgoglio di Agamennone, eccolo qua, seguito da Artemio, scusate, che è il generale, puntano a prendere la città di Tarsus, città che per Roma potrebbe essere fondamentale per avere il controllo centrale dell'Anatolia. Abbandonare Side e prendere Tarsus, o lasciare Tarsus in mano ai nostri alleati, che poi in realtà non lo sono, perché loro sono di Pessinus, quindi non sono neanche i nostri alleati, ancora peggio. Cosa fare, ragazzi? Cosa fare? È questo che si chiedono i politici a Roma. Mentre le famiglie romane, beh, ne abbiamo parlato prima. Ora, io direi, il fine turno è arrivato, abbiamo la possibilità di spostare una spia, se non erro, da qualche parte qui ci dovrebbe essere una spia. Allora andiamo a vedere il pannello, perché sennò qua me le perdo. Ormai sono così tante che non so più dove siano. Allora, questa è ferma, ok. Eccola qua, questa è la spia che ci serve.
Perché voglio andare a vedere cosa è successo a Karana. Ok, Karana sembra tranquilla, non sembrano esserci truppe. Qui abbiamo Tigrano certa, che non ci interessa in questo momento. Allora torniamo indietro con la spia. Volevo solo andare a vedere effettivamente cosa stava accadendo. Qui abbiamo un'altra spia, eccola qui, Claudia Crispina, che ci mostra che ci sono delle truppe qua, però secondo me non sono pericolose. Magari la mandiamo a seguire questa legione, questo esercito nemico. Eccoli qua. Sono usciti i martelli di Thor. Vediamo cosa vogliono fare i martelli di Thor. Spero non venire da noi a questo punto, anche se loro sono nostri alleati, quindi non dovrebbero. Però i cacciatori sono sempre in agguato. Io intanto lascio così Treverorum. Qua non posso costruire nulla. È un bel casino. È un bel casino. Vediamo la quarta spia, Quintilia Cana, che anche lei può muoversi. E da Sigintum mi va qua. Insomma, Roma sta mandando le sue spie in giro per vedere effettivamente se è possibile controllare il territorio anche solo con le spie e non solo con le legioni. Inoltre, come vedete, ragazzi, non abbiamo neanche troppi denari per gestire tutte queste legioni. Quindi Roma si troverà in un bel problema. E non solo, qui abbiamo anche i pirati che andrebbero cacciati dal Mediterraneo. Ma la nostra flotta è bloccata perché teme l'avanzata da parte di Pergamon da Olbia. Guardate quante truppe ha qua. È un bel dilemma. È un bel dilemma. È un bel dilemma. Signori, siamo in una situazione alquanto difficile. Vediamo cosa ci attende nel prossimo turno. Eccolo lì, partecipa alla guerra. Ci chiedono i nostri alleati a gran voce di partecipare alla guerra contro Noreia. Contro Noreia. Adesso cosa facciamo, ragazzi? Ce lo chiedono i nostri alleati. Avremmo anche la scusa per poterlo fare. Siamo diventati mercenari. Per 1000 denari. È un bel casino. È un bel casino. Per 1000 denari. Ma perché loro sono in guerra con Noreia, sì. Sono in guerra con Noreia. Attendiamo, attendiamo, ragazzi. Non possiamo attaccare così. La Cisalpina deve essere protetta. Deve rimanere protetta. Signori, l'imboscatona direttamente contro il re Zefiro, se non sbaglio. Questo mi sa che è Zefiro. Non lo so se è il re. No, forse sì, non lo so. Devo vedere. Comunque, intercettazione riuscita, signori. Oggi ci godiamo una bella intercettazione. Tra l'altro abbiamo gli scorpioni. Vabbè, il resto dell'esercito non è molto... non è messo al massimo. Però secondo me possiamo fare un bel po' di danni. Queste truppe qua saranno difficili da fermare. Guardate anche queste. Però secondo me sulla cavalleria, non lo so, forse anche la cavalleria è per la bella tosta. Abbiamo qualche lancia, qualche roba da tiro. Ma vediamo. Noi purtroppo abbiamo poca cavalleria. Beh, 3 in realtà di cavalleria. Questa è malmessa. Ma sì, dai, proviamoci l'agguato. Sono caduti nella nostra trappola. Ora vediamo di farla scattare. Allora, io direi di iniziare lo schieramento. Sì, iniziamo lo schieramento. Ah, ma non è un'imboscata questa, ragazzi.
Non me la gioca come imboscata, è proprio una battaglia. Ai ai ai. Allora questa potrebbe essere un problema. Allora non sarebbe male, ragazzi, metterci qua. Non sarebbe male. Anche prendere... Allora loro sicuramente andranno su questa cresta, di sicuro. Noi potremmo anche arroccarci qua. Però secondo me... Secondo me forse conviene ritirarci qua dietro e vedere un attimo qual è la situazione. O meglio, potremmo usare anche l'artiglieria da qua e combattere in posizione più avanzata. Tanto qua, esatto, arriva più o meno ovunque. Questa la utilizziamo come zona di ritirata. Secondo me si potrebbe fare. L'artiglieria purtroppo la devo mettere in un posto che possa tirare in maniera consona, va bene. Qui avremo sicuramente una cavalleria nemica. Esatto, la cavalleria sono 2 cavallerie tra l'altro. E qui una sola. Ok, una sola. Quindi abbiamo già capito che le 2 cavallerie devono stare qua. Quindi metteremo una cavalleria qua. Queste si andranno a prendere, andranno a difendere questo lato. Le mettiamo qua. Quindi così. Il generale dovrà venire qua. Dovrà essere qua per difendere anche lui l'artiglieria. E ok, ci siamo. Poi vediamo. Allora, come la stratifichiamo, ragazzi? Come la stratifichiamo? Cerchiamo di farla storica. Allora, il tiro, secondo me, potrebbe benissimo avanzare tutto in questa direzione. Ma proprio tutto. Quindi lo disponiamo qua così. Le truppe. Allora, una io la terrei qua e terrei magari i nostri uomini migliori. Li mettiamo qui, imboscati, pronti a bloccare l'avanzata in eventuale cavalleria da qua. Anche se, avendo le 2 cavallerie, non penso siano un problema. Poi il primo strato di uomini, eccolo qua, diciamo un po' più sacrificabili, gli diamo sempre un gruppo di selezione. I più forti li mettiamo dietro. E poi mettiamo gli avvocati qua. Secondo me dovremmo prendere questa parte della collina. Qua li bombardiamo con l'artiglieria nel caso loro salgano. Prendiamo questa parte con i Velites, magari andiamo a prendere anche questa... Cioè, allora, il discorso è prendiamo con i Velites questa parte qui. Questa parte qui, qui ci mettiamo tutta la fanteria. E quando vediamo che la situazione si mette male, ci sganciamo. Io la proverei. Magari questi li mettiamo qua, giusto perché tanto sono messi male, quindi non è che ci può fare molto. Dai, proviamo questa tattica un po' giocata storica. Li mandiamo avanti. Andiamo subito a occupare l'altopiano. No, ho sbagliato. Andiamo subito a occupare l'altopiano e vediamo un po' cosa accade. Voi in avanti, signori. Ok, intanto l'artiglieria tira già sulla cavalleria, che ottimo. Però devi aspettare un attimo, ragazzone. Ok, adesso sì. Mamma mia che tiro. Portiamoci in avanti. Portiamo la cavalleria qua. Iniziamo a scendere dalla montagna. Voi qui fermi, tranquilli. Ok, vai, frecce, raga, anche se sulla cavalleria. Però le tiriamo e farli stare lontani. Ok. Qua abbiamo fatto una cavolata, però va bene, ormai è andata. Dovevo intercettarli con la cavalleria, ma ho fatto una bella cavolata. Va bene, ormai così. Dove sono i nostri che dovrebbero intervenire? Oh, entrate. Voi non tirate su di loro, per l'amore del cielo. Fermi, non tirate. Ok. Qua ci sono degli arcieri, andiamo a prenderli, anche se qui dietro c'è la cavalleria, ma ce ne freghiamo. Ok. Qua ci mettiamo in testuggine, pronti per spingere il tiro. Ok, attenzione, continua ad arrivare il tiro.
Ok, qui la cavalleria è andata, ci disponiamo. Ok, adesso l'artiglieria può tirare su questi. Noi facciamo... Mamma mia, ragazzi. È difficile stare dietro a tutto, eh. Non è per niente facile. Ci ridisponiamo un attimo. Ok. Dai, ragazzi, tirate. Qua siamo in inferiorità numerica. Attenzione. Attenzione. Intanto la cavalleria è andata a rompere le scatole, va bene. Torniamo indietro. No, questa è la cavalleria avversaria. No, però torniamo indietro perché i nostri sono forti. Sono forti nella carica. Allora, voi state tirando, ottimo, tirate su questi. Ok, tornate indietro, dai, giratevi. Allora, fate voi da esca. Voi giratevi. Ok. Generale dove sta? Qua. Ok. Allora il generale vatti a prendere questi, va. Manca una cavalleria. Ok. Ok. Cosa sta facendo l'artiglieria? No, l'artiglieria. No, l'artiglieria. Maledizione. Maledizione questa artiglieria maledetta. Ok. Aiuto, aiuto, aiuto. Allora, forse è meglio. Forse è il caso che facciamo avanzare anche le corti d'aquila a questo punto. Tirate sassi. Forza, forza, tirate, tirate. Voi dovete ritornare in posizione, maledetti. Diamogli una mano dal dietro. Ma sì, diamogli una mano. Intanto questo generale che fa l'asino. Non so cosa stia facendo. Contro Zefiro, vabbè. Una piccola carica l'abbiamo fatta dal dietro, perfetto. Torniamo qua. Loro hanno tirato il tirabile, quindi entro in battaglia. Anche loro hanno finito. Ok. Ok. È un bel casino. Allora, oh, generale, ti sposti? Porca miseria. Quante volte ti devo dare il comando? Ok. Fermi, che voi fate solo danni. Fermi, maledetti. Dai, tirate su questi. Ho finito le munizioni. Dai, tirate su questi. Dovreste arrivarci da qua. Sì, ci arrivano. Dai. Ok. Bene. Qui stanno cedendo. Qui prende continuate a rompere le scatole agli arcieri. Forza. Fate in modo tale che si spaventino, non tornino più sul campo di battaglia. Bene. Dai, dai ragazzi, forza. Fiaccate. Inseguiteli anche voi a questo punto. Attenti al generale, ok. Noi possiamo tornare. Qui è vinta. Ok, adesso risalite da qua. Cosa stanno facendo? Ah, non li vede, non sono in range. Ora ci spostiamo. Che miseria. Dai, tirate su questo a questo punto. Non centrate la corte, grazie. Corte che arriva dal dietro. Bene. Bene. Dobbiamo bloccare queste picche, ma adesso andiamo a prenderle. Non so cosa sta facendo questa cavalleria qua, Dorme? Non lo so. Dai, forza, forza. Le cavallerie non sono performantissime, dai. Ok. Schiaffoni in faccia. Forza. Dai, avanti anche tu adesso. Ok. Ok.
Centrate questi, per favore. Che qua adesso siamo tutti occupati. Ok, qui abbiamo fatto il nostro. Tu torna indietro, posizionati qua. Ok, arriva il generale, perfetto. Qua inizia a cedere il fronte. Ok, vieni qui. Ok. Vai a dare una mano a questi. Ok, qui scappano. Ok, ottimo. Ok, stanno un po' scappando da tutte le direzioni. Dai, la battaglia è vinta. Adesso circondiamo questi. Dai, dai, dai. Ok, da tutti i lati, forza. Qui c'è il generale, quindi dobbiamo stare attenti. Qua non ce la godiamo proprio, non ce la passiamo proprio benissimo. Questi, giratevi e andate di qua. Come fanno ancora a essere vivi? Dopo tutto quello che gli ho scaricato addosso. No, 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 via, 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 via. Ah, maledizione. Abbandonare, abbandonare. No, niente, ci hanno intercettato. Anche se sono spear, andiamo con le cavallerie, anche se sono spear, come si dice, lance. Questi qua inutili che continuano a muoversi, maledetti. Dovete rimanere qua, porca miseria. Dai, tutti contro il generale. Mettiamo qua il nostro generale vicino. Diamogli un secondo fiato. Ridiamogli in faccia il nemico. Vediamo anche un raduna, tutto, tutto. Voilà. Dai Roma, forza. Ok, iniziano a cedere tutti. Piano piano. Rimangono solo questi. Grazie che la battaglia sta avvolgendo a nostro favore. Veda lei, avvocato, non so. Ok. Dai, che anche lo Zefiro è rimasto impantanato nel marasma. Guardate qua, lo scontro alle pendici di questa collina. Bella, bella, mi è piaciuto il teatro di battaglia. Ok, qua Zefiro è collassato, anche lui, e abbandona anche l'altro. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Allora, 2050 con 530 perdite. Buono. E 2852 uccisioni. Ottimo, ottimo. Tra l'altro nessun fuoco alleato. No, in realtà sì. Ne abbiamo ammazzati 40 di fuoco. Ma sarà stata l'artiglieria. Sarà stata di sicuro l'artiglieria. Comunque è un ottimo risultato per la nostra legione. Un ottimo risultato. Abbiamo perso un po' di uomini, comunque, perché comunque questi qui sono messi male, questi sono messi male, cavalleria è messa male. Bella vittoria, ma vittoria, diciamo, per il vantaggio che avevamo, non per altro. E voilà, e voilà, non abbiamo perso nessuna truppa, però insomma non è che siamo proprio messi benissimo. E loro, mamma mia, che devastazione loro. Che devastazione. Allora, sì, direi di farli fuori. Che devastazione la loro. Bella. Adesso bisogna decidere cosa fare di quella cittadina lì, Loro mi spingono a prendere Tarsus.
e abbandonare Side. Attenzione, una piccola ribellione libica. Una piccola ribellione libica, però la sediamo tranquillamente. Quindi va bene così. No, no, modalità aggressione, così li facciamo fuori definitivamente. Piccola ribellione. Per ora niente che può impensierirci. Schiavi, ovviamente. A rimpinguare un po' il nostro esercito di schiavi che ci produce. Ok, hanno deposto le armi. Un altro trionfo per Roma. Vedete come le famiglie sono lì davanti che guardano. La vittoria contro il re, celebrata ancora. E sale un generale. Sempre più video come questi compaiono comunque a Roma, avete fatto caso? Sempre più generali salgono alla gloria a Roma e acquisiscono potere e ricchezza e prestigio soprattutto. Bene dai, comunque le grandi vittorie vanno sempre celebrate, ricordatevelo. Roma che intanto continua a essere in crisi alimentare, ma te credo. Eccolo qua, trionfo conquistatore. Signori miei, cosa fare adesso? Cosa fare? La legione è malconcia. Però anche loro, i compagni del Cerbero, non sono messi bene. Non sono messi bene per nulla. Potremmo effettivamente arrischiarci. Amasia deve essere protetta, ma va bene. La protezione gliela daremo nel tempo. Sinope potrebbe farci un peschereccio che ci servirebbe tantissimo. E lo andrà a fare per forza. E qui a questo punto commerciale no. Agricolo potrebbe starci, a dire la verità. Agricolo oppure civile, che ci dà un po' più di ricchezza, ma insomma questo ci dà più crescita, però otteniamo un po' meno controllo sulla popolazione. Questo qualcosina ci dà sull'ordine pubblico. Ma io direi no, beh, però Amasia qualche truppa gliela devo lasciare. Diamo, facciamo un insediamento agricolo. Allora, posso anche attaccarli, a dire la verità. Non so se riesco a prendere la città. Però un attacchino a loro. Vediamo se riesco a farlo. Ma infatti non sono, no, non sono in condizioni. Non sono in condizioni, non voglio esagerare. Non voglio esagerare. Non ho la possibilità di prendere rinforzi, però avrei la possibilità di reclutare qualche unità. Quindi a questo punto io lo farei. Tipo questi che sono messi molto male. Vediamo. 72, 80, 64. Quindi con questi si uniscono e vediamo se posso reclutare qualcosa. Sì, direi proprio di sì. Anche le due cavallerie qua andrebbero reclutate assieme, ma se le recluto mi sparisce. Mi sparisce una cavalleria. Io invece queste vorrei tenerle. Però tenerle così non ha senso. Dai, li uniamo. Ah, mi è rimasta. E vabbè, la congediamo. Ci prendiamo comunque un'altra cavalleria. E ci prendiamo un legionario corazzato. Sì. Secondo me qua si potrebbe togliere un tiro, visto che abbiamo comunque tanta artiglieria. Per ribilanciarla un attimo, ecco. Quindi facciamo così. Togliamo uno di loro e ci prendiamo qualcos'altro. Allora, essendoci che c'è comunque abbastanza tiro, mi piacerebbe prendere un'altra cavalleria ancora. Però forse anche degli uomini. Anche degli uomini non sarebbe male.
Dai, ci prendiamo un'altra cavalleria. Sapete che io sono un po' amante delle cavallerie. Qua mi sento abbastanza sicuro da poter reclutare qui sul confine, a dire la verità, perché comunque loro non penso abbiano più niente per impensierirmi in quella zona. Qui a questo punto, spinti dal nostro alleato, attacchiamo Side. E va bene, a questo giro però lo attacchiamo e ce lo portiamo a casa. Io direi modalità equilibrio. Potremmo tenerci con la sassaiola, ragazzi. Tenerci in lontananza con la sassaiola. Perché no? Perché no? E fare dei danni da più lontano. No, dai. Per una questione anche di orario andiamo a conquistarci direttamente la città. Anche se ci sono un po' più di perdite, fa niente. Adesso vediamo. Solito un po' la cavalleria. Però vabbè dai, niente di che. La radiamo al suolo e la conquistiamo. Perfetto. Ci costruiamo meno la cittadina. E però, porca miseria, non ho i soldi ancora. Porca miseria. Per costruire in maniera decente qualcosa. Potrei ritirare dei soldi ad Amasia. Ma cosa? Il campo delle unità ausiliari potrei ritirare. Ritiriamolo. Insediamento agricolo invece lo voglio lasciare. E cerchiamo di tappare un po' i buchi. Allora, a nord, se non sbaglio, avevamo Treverorum che... Ecco, lo sapevo. Porca miseria. Porca miseria. 500. Porca miseria. Vabbè, lo andiamo a fare per forza, perché sennò abbiamo dei malus. Io quasi quasi farei un insediamento agricolo, così all'esterno. Io farei questo insediamento agricolo qua. Abbiamo esaurito i fondi, porca miseria. Non bene. Non bene. Sul cibo non siamo neanche lontanamente vicini a poterci permettere delle robe. Cioè a poter mantenere tutti a Roma, che si muore di fame. Però intanto portiamo le nostre truppe. Non c'è purtroppo... Questi chi sono, scusate? Ah, ok. Non c'è purtroppo un reintegro delle truppe, perché comunque è quello che è. Ah, ok, qui la rivolta è stata parzialmente sedata a Leptis, ma non siamo messi bene. Siamo comunque a -8. Fatemi vedere se esco con il generale. Cosa accade? -10, ancora peggio. Questo generale ci ha -15. Vabbè, andiamo bene. Un bel casino, un bel casino. Qua bisognerebbe migliorare effettivamente la nostra presenza. Solo che cosa vado a togliere? Potrei togliere questa, però mi costa un casino smantellamento. Non lo so. Allora ragazzi, vi attendo nei suggerimenti, cioè nei commenti qua sotto, per sapere, secondo voi, ve la lascio qui, cosa devo andare a rimuovere per migliorare la stabilità. Perché comunque adesso la stabilità la devo migliorare. Ma cosa vado a rimuovere? Leptis Magna, secondo me non si può toccare. Possiamo agire su Adrumetum, che però c'è già un tempio. Oppure su Macomades. Però vediamo, potremmo convertire un tempio in tempio, quindi il tempio del Bosco delle Ninfee in tempio di Giove. No, non è vero, perché non ci dà lo stesso ordine pubblico. Esatto, non ci dà lo stesso ordine pubblico, quindi questo è già quello che ci dà il più ordine pubblico possibile. Però qualcosa va fatto. Qualcosa va fatto. Potremmo però, aspettate, dargli questo editto, che forse aveva già. No, non ce l'aveva già. Aveva quello sul commercio. Va bene, dai, allora facciamo così. Fatemi sapere nei commenti se secondo voi potrebbe essere qualcosa che risolve la situazione. In realtà no, perché comunque ci dà un più 6 l'ordine pubblico. Boh. Niente. Dai ragazzi, fatemi sapere e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.